Rieccoci, primo City al Pares, consueto appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo che siamo in diretta sulla pagina Facebook e vi ricordo che al termine della prima parte, dopo l'intervento del professor Carlo Riccardo Rossi, vi faremo vedere la terza puntata che riguarda la Basilica del Santo. Siamo andati a scoprirla da 2 puntate, questa sera siamo arrivati alle cupole, sulle cupole e andremo su praticamente nelle scale davvero strettissime di queste cupole che tanti non hanno visto. Guardatelo perché è davvero qualcosa di interessante e di straordinario che c'è in quella basilica e che tanti non conoscono. Allora, durante la pubblicità mi diceva il professor Riccardo Rossi che sì, bisogna prendere il sole, però con cautela, con intelligenza, prenderlo bene, giusto? Sì, sì, diciamo che il sole è un amico perché il sole ci aiuta nei processi, per esempio, di produzione della vitamina D e la vitamina D è un fattore molto importante per assicurarci un buon stato di salute, quindi non è che non dobbiamo prendere il sole, dobbiamo prendere il sole con saggezza. E questo cosa significa? Significa che comunque bisogna proteggersi dal sole, quindi le famose creme solari vanno usate bene, mettendole più volte al giorno e vanno messe soprattutto in rapporto al tipo di pelle che si ha, perché ci sono soggetti, come dicevo prima, che hanno la pelle chiara, gli occhi azzurri, le lentiggini, magari i capelli rossi. Ecco, questi soggetti si proteggono poco dalla radiazione solare perché non la filtrano e quindi questi soggetti devono Hanno bisogno mettere di più. la pelle più... Ma se io vado, dottore, e prendo una bella abbronzatura, poi posso togliermi le creme o devo continuare a metterle, magari con numero più basso, come dicono? Allora, l'abbronzatura, così è stato calcolato, protegge come una crema che abbia il fattore 4 di protezione. Quindi non è che l'abbronzatura protegge dalla radiazione solare in maniera sufficiente. Quindi la crema va presa comunque. Un altro aspetto da tenere presente è che il sole, tanto più perpendicolare è al momento in cui lo si prende, tanto più dannoso è. Per cui sarebbe da evitare perché la radiazione è incidente a 90 gradi, quindi è più forte sulla nostra pelle. Quindi questo significa che bisogna evitare di prendere il sole, soprattutto di prenderlo fermi, come si vede nelle spiagge, le persone che si abbronzano Le donne per ore, soprattutto. persone, donne o uomini, che comunque si abbronzano in maniera sconsiderata, pensano di abbronzarsi e quindi di proteggersi o di essere più belli. Questo è vero fino a un certo punto perché, come dicevo prima, l'abbronzatura non è che protegga poi in maniera illimitata. Però rende più belli, come diceva, un po' sia l'uomo sia la donna, un po' vanitosi. È giusto, ma l'altro aspetto legato a questo è quello delle lampade abbronzanti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo nell'elenco dei fattori cancerogeni di primo livello, tanto come il fumo di sigaretta, proprio le lampade abbronzanti. Ah. Sì, perché prendere il sole, cioè esporsi all'abbronzatura artificiale significa comunque esporsi a radiazioni e farlo con regolarità come fanno certi comunque comporta un aumento del rischio che dicevo prima, quello della mutazione dei... Ah, ma non è che lì la tecnologia moderna abbia fatto sì che queste lampade non siano, che non creano... In Inghilterra, al di sotto dei 18 anni, bisogna avere un tutore che firma se uno si espone alle lampade abbronzanti oppure firmare un consenso informato sull'uso delle lampade abbronzanti. Incredibile. E la sauna? La sauna è un'altra cosa, Non lì ha radiazione non ce ne sono. No, dicevo, il caldo, il tanto caldo, al di là delle radiazioni può creare problemi alla pelle? Il caldo in sé per sé non è pericoloso per la pelle. Io quello che consiglio è che se uno va al mare, faccia la sua vita normale, si metta le creme indipendentemente dal tipo di pelle che ha e non stia fermo al sole a lungo. Eviti possibilmente le ore centrali, da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio, per dire stare soprattutto fermo dalle 12 alle 15. Sotto l'ombrellone si può? Meglio stare sotto l'ombrellone. Se va in barca o se va in alta montagna, meglio che si metta anche un cappellino, gli occhiali e una maglietta, perché lì la radiazione è riflessa magari dalla neve in montagna e dall'acqua. Però quello che mi ha stupito è che non pensavo che le lampade, addirittura in certi paesi ci volesse il permesso dei genitori sotto i 18 anni Sì. e che non fossero così sicure, insomma, visto che è una cosa costruita dall'uomo, almeno la prevenzione di far sì che queste lampade... No, le lampade, diciamo, abbronzanti sono una derivazione
lampade che sono state a suo tempo costruite per curare alcune malattie, come per esempio la psoriasi. In effetti i soggetti che hanno la psoriasi beneficiano di questo tipo di trattamento, però se uno è ammalato è un discorso. Se uno non è ammalato, perché prendere delle radiazioni che sono equivalenti a quelli che ci dà il sole solo per abbronzarsi? Che senso ha? E perché però qui in Italia, mi scusi e le chiedo e non vorrei sbagliare, non è che tante persone sappiano questa cosa. Io per esempio è la prima volta nel sentir dire che le lampade sono e possono far male, ovviamente non a tutti, ma a dei fisici deboli, chiamiamoli così, possono creare dei problemi anche dei melanomi, dei sarcomi, insomma, sulla pelle. Questo non lo sapevo. E non è stata fatta una grande pubblicità. La domanda è come sempre perché gli interessi prevalgono sul corpo umano e sulla salute? Ma sa, questo è un discorso difficile da fare quando siamo in un contesto anche politico molto fluido, molto difficile da decifrare, diciamo così. Certo, l'evidenza dimostra che la radiazione è pericolosa, la radiazione solare è pericolosa. La radiazione simile a quella solare si basa sullo stesso principio, per cui esporsi a una radiazione per niente significa solo aumentare il rischio. Aumentare il rischio. Senta, professore, prima mi diceva sempre durante la pubblicità che è anche un problema sociale il melanoma. Lo vuole spiegare anche ai nostri telespettatori perché? Ma sai, il fatto che il melanoma sia il primo tumore sotto i 50 anni significa che soggetti che sviluppano la malattia prima dei 50 anni avranno comunque delle problematiche dovute al trattamento della malattia stessa. Finché il melanoma è, diciamo, superficiale, è un tumore che si può curare con un semplice intervento chirurgico, con un semplice piccolo intervento chirurgico, il problema non si pone. Quando il melanoma invece comincia a diventare più avanzato, necessita anche di trattamenti locali o locoregionali importanti e questo espone quindi una fetta di questi pazienti a delle cure piuttosto intensive e costose. I nuovi farmaci, per dire, quelli che curano le metastasi da melanoma, sono più efficaci rispetto a una volta, ma sa quanto costa un trattamento di un paziente con le metastasi da melanoma? Dai 50 ai 70 mila euro. Porca miseria, vero? Ma senta, ci sono allora, proprio in virtù di questo, anche delle terapie innovative per quanto riguarda, Sì, cioè per esempio la radio, la chemioterapia che si usa nei tumori, nei classi di tumori, in questo tipo di tumore è ancora in uso oppure ci sono delle terapie innovative? Beh, sicuramente la radio e la chemioterapia tradizionale hanno ancora un ruolo, anche se minoritario rispetto a una volta. Quelli che sono, diciamo, i trattamenti più efficaci oggi sono da un lato l'immunoterapia, dall'altro la terapia cosiddetta bersaglio, target. Una si basa sul principio di utilizzare dei farmaci, sono degli anticorpi monoclonali, che bloccano... Cosa vuol dire monoclonali? Anticorpi prodotti in un... Però io le chiedo... Sono anticorpi prodotti in serie, diciamo come coltivati in serie, cioè Certo. una cellula riesce a produrre, se coltivata nella maniera giusta, sempre lo stesso anticorpo e quindi diciamo quel clone cellulare produce sempre quel tipo di anticorpo, Certo. Questo significa monoclonale. Ecco, questi anticorpi dati a soggetti col melanoma in stato avanzato riescono a inibire quello che è il messaggio inibitore che il tumore trasmette al corpo, perché il tumore stesso trasmette al corpo qualche cosa che inibisce la risposta immunitaria. Quindi andando a inibire questa funzione del tumore, il tumore si ferma di crescere, non in tutti i pazienti, ma in una buona fetta di pazienti. L'altra via è quella di bloccare nei soggetti che sviluppano un certo tipo di recettore, quindi una calamita, no? Il recettore può essere paragonato a una calamita, solo quelli che ce l'hanno e circa solo la metà di questi soggetti hanno questa calamita sulla cellula, ecco, di attirare il farmaco che viene dato per bocca che va a bloccare quella che è la cascata, diciamo, biochimica che porta poi alla replicazione cellulare.
Perfetto. Senta, professor Rossi, adesso noi ci andiamo a vedere anche con le slide come si fa e come si capisce qual è il melanoma tumorale da quello non, la prevenzione, la prevenzione l'abbiamo già capita, basta evitare di prendere i raggi del sole e delle lampade, mi sembra di capire che è la prima fonte, perché è la prima in assoluto, la conferma, quindi eccolo, che cos'è il melanoma? Eccolo lì, ce lo Ecco, vuole... questo disegno, diciamo, penso sia abbastanza esplicativo. Sulla sinistra si vede quello che è la macchia, no? Che si sviluppa nella pelle. Vedete quindi un melanoma in un cubo di pelle che è stata, fra virgolette, asportata. Ecco, dall'altra parte invece vedete quello che è il significato di tumore. Vedete che il tumore tanto più è superficiale, il primo diciamo, rettangolo sulla sinistra di quel cartoon lì, ecco, indica un melanoma molto superficiale, quindi confinato negli strati più superficiali della pelle. In quel punto si chiama melanoma in situ, quindi un melanoma che non ha ancora raggiunto il livello di pericolosità, perché il melanoma diventa tanto più pericoloso, vedete, tanto più i melanociti alterati si approfondiscono nella pelle. Perché? Perché quando arrivano a contatto con i vasi sanguigni, i piccoli vasi sanguigni, entrano nei vasi sanguigni e danno le metastasi. Quindi tanto più profondo è, come vedete in questo schema, il contatto dei melanociti con la pelle, quindi con il derma, addirittura si può andare oltre il derma, tanto più pericoloso il melanoma. E questo ci spiega perché è importante fare la diagnosi precoce del melanoma. E quindi prima abbiamo parlato di prevenzione primaria, quindi rapporto col sole, ma dovremmo parlare anche di come si fa, di qual è l'identikit del soggetto e come questo soggetto deve imparare un pochino a guardarsi la pelle, perché questo messaggio, guardatevi la pelle, non è arrivato alla popolazione ancora. E trasmissioni come queste dovrebbero anche servire proprio a informare la popolazione che ogni tanto la pelle bisogna guardarsi. Avevo un suo collega, il professor, quello del tumore al seno che è venuto a trovare e poi ci hanno mandato via ovviamente in diretta sulle pagine Facebook nostre anche poi dei messaggi, che molte donne si toccavano il seno quando parlava, e sicuramente ha ragione lei, nel parlare di queste cose sicuramente è utile per prevenire anche certo. a molti pazienti. Non so se è giusto far vedere le regole per riconoscere il melanoma, quello in grafica, poi continuiamo con le slide. Allora chiedo a Marco o a Claudio in regia se mi può mettere quelle qui. Allora, ha come asimmetria, dividendo il neo a metà le due parti appaiono diverse tra di loro sia per forma che per distribuzione e per colore. Se vuoi spiegare qualcosa in più di quello che sto leggendo, questa è una regola abbastanza centrata e semplice, perché è un acronimo ABCDE e quindi ci aiuta a ricordare un po' quali sono le caratteristiche che un neo può avere ed essere quindi non più un neo semplicemente, ma un melanoma. A significa che se noi lo guardiamo e lo tagliamo in 4 assi, no? E con 2 assi, scusate, in 4 parti, vediamo che le 4 parti non coincidono fra di loro, quindi significa che è asimmetrico. B significa che i bordi sono irregolari, quindi non sono ben circoscritti, ma sono sfumati, sono frastagliati. Il colore deve essere, quando è un melanoma, spesso sono colori che si assommano, si va dal bianco al nero nel caso del melanoma. Parliamo di un melanoma conclamato, non di un melanoma in fase iniziale. Di dimensione, è inutile che ci guardiamo i nei quando sono al di sotto dei 5 mm, perché generalmente i nei quando sono così piccoli si fa anche fatica a riconoscerli come melanoma, a meno che uno non sia un dermatologo. E forse l'aspetto più importante è proprio lei. Quando noi vediamo che qualcosa cambia nella nostra pelle, qualcuno di questi nei cambia e ce ne accorgiamo, perché nel 70% dei casi il melanoma è autodiagnosticato, cioè la gente si accorge, o il soggetto o un familiare si accorge che sta cambiando qualcosa. Allora in questo caso il melanoma tende a raddoppiare o a cambiare in 3-6 mesi, allora in questo caso è necessario chiedere proprio la visita specialistica. Abbiamo anche un'immagine che avevo portato che mostra come in 6 mesi un neo che sembra normale a un certo punto... È questo, eccolo qui. Questi sono dei melanomi, no, in diversi fasi del loro sviluppo. Me li può spiegare dal primo in alto a sinistra? Ecco, il primo è un melanoma cosiddetto a diffusione superficiale, quindi un melanoma che
è ancora in fase abbastanza Cioè iniziale, il primo a sinistra, il primo in giusto? alto a sinistra. Il secondo è un melanoma nodulare, quindi un melanoma che è nato e Ah, quello sempre in alto a sempre destra. leggendo insomma sulla Sì. destra. La parte inferiore a sinistra è un melanoma che assomma le due caratteristiche e quello sulla destra, invece, in basso a destra, è un melanoma cosiddetto acrale, un melanoma che insorge sulla pianta dei piedi o sotto le unghie. Può succedere Ah, anche anche questo. sotto le unghie può Sì. succedere. Me lo fa rivedere, me lo spieghi quello sotto le unghie, professore, perché Ma sotto le unghie c'è la se lo matrice. possiamo rivedere, eccolo qui, quello, l'ultimo praticamente, il quarto a destra, giù, è quello sulle unghie. E quando si diventa l'unghia nera, Qualche volta si scambia il melanoma purtroppo per l'esito di un trauma. Questo purtroppo qualche volta non è vero. Bisogna appunto sapere se uno ha avuto il trauma o no. Il trauma in sé per sé non è pericoloso, non espone al rischio di melanoma, però ci sono dei melanomi che nascono proprio dalla matrice cellulare, perché anche lì ci sono i melanociti. E allora quando nascono lì, nascono con certe caratteristiche, sono nella fase iniziale asintomatici, non fanno male, si manifestano solo come delle macchie che tendono a espandersi nell'unghia, sempre di colore scuro. sempre di colore, quasi sempre di colore scuro. E vediamo le altre slide che ha portato il professor Riccardo Rossi, Carlo Riccardo Rossi, così eccole qui. Eccolo qua, questo è quello che dicevo prima, cioè un neo che 6 mesi prima era stato giudicato un neo normale, 6 mesi dopo era doppiato praticamente. E quindi, come si può vedere lì, un soggetto, se si guarda ogni 3-4 mesi, non ogni 15 giorni, ogni 15 giorni non capisce niente, ma guardarsi la pelle è un esercizio che bisogna fare guardandosela bene, guardandosela guardandosela tutta in un ambiente illuminato, con l'aiuto di uno specchio, se possibile, se uno è da solo o con un familiare, bisogna guardarsela tutta, anche sotto i piedi, anche nelle plicche interdigitali, quindi guardarsi bene, e si può vedere se c'è qualcosa che cresce, che cambia. Allora in quel caso la E, che si chiama evoluzione, è quello che ci dà un aiuto. Quindi avete capito, cari telespettatori, quello che sta dicendo il professor Carlo Riccardo Rossi, che dobbiamo guardarci tutti e guardare la nostra pelle, se non se riusciamo da soli, con l'aiuto di un familiare o di un qualcuno, perché è importante per prevenire questo tipo di malattia. Arrivare presto. Arrivare presto. Ecco, arrivando presto si evitano tante brutte cose, giusto, dottore? Certo, certo. Guardi, fortunatamente nel nostro, diciamo, centro, oggi il 70% dei pazienti arriva con un melanoma al di sotto del millimetro di spessore. È il patologo che ci dice che è al di sotto del millimetro di spessore, guardandolo, facendo l'esame istologico. Allora, in questo caso quello che si deve fare è semplicemente un intervento di asportazione ovviamente del neo, prima esame istologico e poi un semplice allargamento con 1 centimetro di margine che si può fare in un ambulatorio, in un day hospital, e il paziente è virtualmente guarito. Quando andiamo sopra il millimetro invece cominciano un pochino i problemi. Perché? Perché allora il melanoma ha un rischio di dare metastasi intorno al 10%. E allora in quel caso è necessario non fare solo quello che ho detto prima, ma anche la cosiddetta biopsia del linfonodo sentinella, che è quel linfonodo, o sono quei linfonodi, che drenano i linfatici dentro i quali possono essere entrate le cellule del melanoma e quindi poi vanno a localizzarsi come primo filtro nel linfonodo. Se il linfonodo sentinella è positivo, poi si può prendere in considerazione l'ipotesi anche di fare uno svuotamento linfonodale, quindi un intervento ancora più importante e aggressivo, che significa quindi portare via tutti i linfonodi della regione potenzialmente ammalata. Se poi il melanoma dà le metastasi, i problemi sono ancora maggiori. Se le metastasi sono in transito si può ricorrere a e sono negli arti, si può ricorrere a quel trattamento di cui parlavo prima, che è la perfusione di arto, quella di cui dicevo all'inizio, oppure se le metastasi sono in altri organi, a dei farmaci anche innovativi oggi che però sono più efficaci, però hanno anche una certa tossicità e un costo elevato. Bene, allora andiamo in pubblicità, professor Rossi, e poi rientro parleremo di sarcomi, del sarcoma. E però prima la raccomandazione la diamo ancora. Allora, prendete il sole con intelligenza,
perché diceva giustamente il professore, è giusto prenderlo, non alle ore di punta, quando è perpendicolare, perché sono raggi che penetrano e fanno male al corpo umano, soprattutto nelle pelli, nelle carnagioni chiare, oppure che hai i capelli rossi, insomma l'avete capito. Dunque prendere il sole con molta attenzione, con le creme dovute, ripararlo comunque anche dopo averlo preso, fare poche lampade, perché care signore o cari uomini, quelli che volete abbronzarvi con le lampade non fanno bene, anzi possono creare dei danni per chi ha dei problemi o dei fisici non adatti a prendere le lampade. Quindi attenzione al sole, attenzione alle lampade e soprattutto guardatevi il corpo spesso, magari ogni 2 o 3 mesi, 4 mesi da soli o accompagnati da qualche familiare, per cercare di prevenire questa brutta malattia. A tra poco. Aspetto.